Benvenuti a Mix, benvenuti in questa fine settimana che registra la visita del Premier Meloni a Pordenone, una visita molto importante perché qui probabilmente risponderà un po' agli attacchi del centro-sinistra. Si sa benissimo che domenica c'è un appuntamento importante per il centro-destra e per il centro-sinistra perché in quell'Abruzzo che sembrava una terra marginale invece diventa una terra centrale per una conferma del centro-sinistra verso una nuova stagione oppure si confermerà un centrodestra ancora compatto che andrà unito verso le europee. C'è da segnalare anche una questione economica molto importante. Le prosciutterie dall'Ava sono a rischio chiusura perché il socio francese pare abbia presentato un'istanza al Tribunale di Udine e quindi un problema che diventa molto, molto importante. Ecco, per quanto riguarda invece la nostra regione, ormai si sa benissimo che si voterà con il nuovo standard, cioè ci sarà il terzo mandato e probabilmente è passato già in commissione e quindi questo sarà, ormai i partiti dovranno correre per mettere giù i vari candidati, le varie liste e naturalmente ormai si sa benissimo che qualcuno tornerà a correre per il terzo mandato, qualcuno invece cercherà di trovare una soluzione diversa. Sono molti comuni che vanno per il terzo mandato e molti comuni che invece cercano una soluzione diversa. Sappiamo anche che la questione economica sta pesando sulla situazione generale e per esempio una cortina di tornasole, il comune di Udine, il centro di Udine è diviso tra zona rossa e area gialla, chi può transitare, chi no, i commercianti sono un po' in fibrillazione, ma staremo a vedere che cosa succederà non appena avremo sotto mano diciamo così, le istanze che i commercianti porteranno al comune di Udine. Ecco, dicevamo, la Meloni sarà a Pordenone. Questo sarà tutti attendono insomma questo avvenimento perché lei dovrà in qualche modo dare la, la sua, il suo mantra al tema del terzo mandato che riguarda un po' i rapporti con la Lega, una Lega che è un po' tra virgolette scornata, che ha perso il verde ai tempi migliori e che sta arrancando per avere la doppia cifra. E naturalmente è insidiata anche da una Forza Italia che sta cercando di arrivare al 10%, quindi superare negli ultimi sondaggi che abbiamo visto proprio la Lega. Quindi c'è un dibattito al centrodestra non da poco. Il centro-sinistra pare trovi una sua quadra, offrendo in varie situazioni candidati moderati che comunque strapperanno dei consensi anche al centrodestra. È una bella gara democratica e speriamo che questo giovi anche alla partecipazione popolare che noi sappiamo nelle ultime diciamo performance elettorali non ha premiato il consenso, per cui i partiti sono sempre ancora in apprensione che non sanno come andrà a finire, ma non sanno come andrà a finire anche perché molte persone rifiutano la partecipazione nelle liste, c'è un'apatia che fa un po' pensare. Fa un po' pensare anche perché ci sono dei temi ancora che battono sulla nostra sulla nostra vita e la riforma per esempio dei punti nascita, qui parliamo di sanità, in regione si parla della riforma Latesano, Tolmezzo e San Vito che sono a rischio e quindi di nuovo una fibrillazione in questo punto, tutto farà gioco anche nelle prossime elezioni comunali. Si sa benissimo che il tema della sanità degli enti locali, quindi dei servizi ai comuni, sarà un banco di prova per il centrodestra e il centrosinistra. Naturalmente vedremo se tutte queste situazioni saranno prese in considerazione dagli elettori o meno. Oggi però dobbiamo fare i tanti auguri e io penso che una giornata è poco, dobbiamo fare gli auguri alle donne ogni giorno, anche perché
non dobbiamo dimenticare l'apporto delle donne alla nostra vita democratica, ma alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi un augurio anche da Media Europa a tutte le donne, naturalmente con la testa ma anche con il cuore, perché gli dobbiamo molto e quindi ancora sarà una festa che dovrebbe essere tutto l'anno nel segno del rispetto e della riconoscenza. Naturalmente staremo a vedere che cosa succederà anche per capire se le donne saranno di nuovo protagoniste dopo questi temi che sono all'ordine del giorno. Noi sappiamo, ogni giorno noi leggiamo, non dico ogni giorno, ma spesso leggiamo di questi omicidi che sono veramente, veramente una spia importante per la nostra vita democratica e naturalmente dovremmo porre un po' di rimedio. Credo che naturalmente la normalità dovrebbe essere un punto di riferimento per tutti, un punto di riferimento che deve continuare proprio all'insegna della parità totale. Quindi auguri ancora a tutte le donne, naturalmente noi ci vediamo la prossima volta, faremo anche una specie di excursus della visita della Meloni a Pordenone, quindi trarremo anche le conclusioni per quanto riguarda l'indirizzo politico che il centrodestra avrà. Naturalmente aspetteremo anche i leader di centrosinistra per darne conto in questa emittente. Alla prossima. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.